Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, buongiorno, buon lunedì. Lo sappiamo, il lunedì è sempre un po' più difficile ricominciare inizio settimana, un po' più di pesantezza, è finito il weekend, ma con l'oroscopo rendiamo il tutto un po' più frizzante qui con Radio.0. Andiamo quindi un po' a capire come andrà questa giornata. Intanto un buon inizio settimana anche da me, Maria. Partiamo con le novità. Ariete, eccoci da voi. Il sentimento tra bocca esplosivo, come è tipico del segno, ma anche viziato da atteggiamenti eccessivi che rischiano di allontanare chi vi è accanto, quindi attenzione. Gli altri, più moderati di voi, vi giudicano con occhio critico, teste calde e incapaci di controllarsi, dicono. Toro, efficienti e precisi nel lavoro, voi non siete i tipi che si accontentano del solito tran tran, avete bisogno sempre di qualcosa in più, le cose voi o le fate bene o non le fate per nulla, questo è il vostro motto un po'. Serata romantica per 2 o simpatica per 20, decidete voi, commentando insieme le ultime avventure vissute. Gemelli, dinamici e frizzanti, con la luna in trigono a Marte nel segno aprite la vostra settimana al top, successo nel lavoro e negli affari, armonia di coppie e momenti magici con i piccini, con i pupi, in forma anche a livello fisico, ottenete ottimi risultati per chi è pronto a cimentarsi in gare e competizioni sportive, quindi semaforo verde e al via la vostra settimana. Cancro, ad accompagnare il lunedì il doppio trigono che il vostro segno riceve dal Sole e da Giove, vi assicura quindi una giornata di sensazioni piacevoli, di pace e di armonia con gli altri. Oggi continuate il relax del weekend, utilizzate questa energia positiva per realizzare qualcosa di utile sia per voi stessi che per chi vi è accanto, lo apprezzeranno sinceramente. Leone, eccoci, quando ci sono buone notizie siamo sempre qui pronti a raccontarvele. Un proficuo lunedì quindi di trattative, contratti e firme, tutto va come previsto, quindi bene, con la vostra spigliatezza poi vi fate girare il mondo attorno a un dito, scoprirete di avere molti punti in comune con una persona che lavora con voi, approfondite magari questa conoscenza. Vergine, privilegiato il settore commerciale oggi, sgobbate molto ma guadagnate bene, anche se tanti soldi entrano e tanti ne escono, si sa, la famiglia, le cose costano. Soddisfatti del vostro tran tran comunque, coccole al gatto, spesa veloce, relax in compagnia di un buon libro e il gioco è fatto. Bilancia, la settimana inizia per voi con il piede, indovinate un po', giusto, ovvero con la luna nel segno in trigono a Marte che vi carica di energie, tutto perfetto, l'amore, il lavoro, i guadagni, solo la famiglia magari vi annoia un po', nel senso che sotto l'effetto di Plutone c'è sempre qualcosa che qualcuno ha da recriminare, ma questo è tutto normale, tranquilli. Scorpione, a voi la luna proprio non vi fila oggi, se ne sta zitta in 12ª casa, ma una sferzata di energia e ottimismo oggi arriva dal Sole nel segno armonico a Giove, quindi qualcuno a sostenervi c'è, anche voi tranquilli. Nuovo smalto ai vostri progetti, potreste avanzare proposte innovative o lanciarvi in attività creative, oggi decidete voi. Sagittario, avete buone chance di miglioramento amici, sia nel posto di lavoro che vi trovate ad occupare, sia che vogliate tentare qualche attività extra e a quel punto dovete lanciarvi nell'idea. Seguite il consiglio di un amico in più per un po' di benessere, andate a fare una corsetta, jogging, scoprirete quanto vi aiuta a liberare la mente. Capricorno, eccoci, le altrui esitazioni sono un fattore di disturbo per la vostra natura pratica e razionale, lo sappiamo, soprattutto quando c'è in gioco la credibilità professionale che a voi mette un po' così in agitazione, ma nel senso che ci tenete tanto. Evitate di assumere un ruolo di responsabilità e organizzazione anche quando non vi compete, questo è il modo giusto di agire se volete mantenere la tranquillità. Acquario, gli amiconi di oggi sono la Luna e Marte in trigono, coraggiosi e determinati, quindi vi esprimete con sicurezza prendendo per primi l'iniziativa, cosa che vi compete parecchio. Giornata ideale per armonizzare i vostri interessi con quelli altrui, trovare una linea di connessione e tirarvi le persone dalla vostra parte, cosa che vi servirà poi anche in futuro. Chiudiamo ancora con i nostri amici dei pesci che oggi hanno bisogno di compagnia. Da soli infatti combinerete poco, ma inseriti nel gruppo fate e farete il vostro dovere e ancora di più al meglio. La mente vaga altrove, perciò ogni tanto c'è bisogno di chi vi richiama all'ordine. In famiglia invece vi sentite un po' poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai desideri di cambiamento. Dovete decidere come procedere. E tutto quindi anche per questo lunedì dalle novità dell'oroscopo. Noi ritorniamo domani mattina sempre per accompagnare la vostra giornata. Un buon lunedì a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0